Ho detto che se trovo gli estremi la denuncio alla professoressa. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul caso che sta facendo il Giro d'Italia, quello dei bimbi portati in gita di classe in Piazza Libertà nel capoluogo giuliano dopo aver simulato la rotta balcanica camminando sui sassi. Il primo cittadino ce l'ha in particolare con la professoressa della scuola elementare di Marostica che ha ideato l'iniziativa. Come ben noto Di Piazza ha particolarmente a cuore la sicurezza di quell'area prospiciente la stazione, chiedendo continui trasferimenti di migranti che dormono illegalmente nei magazzini del Porto Vecchio, poco distanti o nella stessa piazza. È stato proprio lui in più occasioni ad attivarsi per azioni mirate, prospettando anche una possibile recinzione di quello spazio, spesso teatro di violenze. Ma secondo me utilizzare i bambini per fare queste cose, quando sai benissimo che noi spendiamo, non so, ti do un dato, 22 milioni per i minori stranieri abbiamo speso, ma allora che si vergognino, e cosa facciamo? Spendiamo 9 miliardi all'anno in Italia per l'accoglienza di questi extracomunitari e cosa volete ancora di più? Quindi la riflessione in corso con l'avvocatura del comune circa possibili azioni legali. Se ci sono gli estremi parlerò con la mia avvocatura, se ci sono gli estremi la denuncio. Per la prima volta in vita mia il sindaco fa una denuncia.